Grazie, un saluto a tutti, buona domenica a tutti. Passerei subito con la descrizione del bollettino, che però vedo che si è rovesciato. Cosa è successo? Allora, i tamponi sono 670.000, sono 10.000 in più rispetto a ieri. Ormai ci avviciniamo, fra 3 giorni ne avremo 700.000. Il numero dei positivi è 19.152, sono solo 6 in più. In isolamento 1.594, sono 133 persone che escono dall'isolamento, anche in queste ultime 24 ore. Questo è il dato che più scende velocemente. Abbiamo poi, perdonatemi, i ricoverati sono 385, uno in più rispetto a ieri. 385, uno in più rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono ancora, siamo a 29 e peraltro è sceso di uno, come vedete, e si è negativizzata un'ulteriore persona, quindi dei 29 solo 6 sono positivi. Totale di morti sono 1918 più 2, 1377 negli ospedali. I dimessi 3.377 più 3. I nati sono 84. Allora, due brevi considerazioni. Intanto rispetto al bollettino. Un piccolo chiarimento, no? C'è qualcuno che dice ma il Veneto ha eliminato le mascherine. No, il Veneto non ha eliminato le mascherine, il Veneto ha applicato esattamente in maniera pedissequa quello che è previsto dal DPCM. Il DPCM prevede che la mascherina la si utilizzi, e questo accade in tutta Italia dal 18 maggio, tranne che in Veneto che aveva una condizione più restrittiva. Allora noi diciamo che da domani, lo informiamo i cittadini, la mascherina va utilizzata nei luoghi chiusi, il negozio per capirci, il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il medico, e nei luoghi aperti dove non ci sia la possibilità di avere, diciamo, il distanziamento sociale, che sono, la coda fuori dal supermercato, piuttosto che se ci fosse una manifestazione. È vero che c'è il divieto di assembramento, però è pur vero che ormai, diciamo, alcune attività all'aperto si possono fare e c'è parecchia gente, non c'è distanziamento, ti indossi la mascherina. Questo vuol dire che ti porti appresso, in borsa, in tasca, una mascherina, te la indossi se serve, punto. Quindi andare a passeggiare senza mascherina non è una illegalità, ma si può andare a passeggiare, a camminare, a fare attività sportiva, motoria, senza mascherina. Perché poi questa è una notizia ricorrente che ci viene richiesta. E alla luce di questo vi dico che l'ordinanza entra in vigore dalle ore 24 di questa notte. Perdonatemi se ricordo molti aspetti che i giornalisti conoscono meglio di me, però è pur vero che abbiamo un sacco di richieste. Per dire, ci arrivano decine di richieste ogni giorno sulla circolazione, la rispieghiamo poi magari la circolazione, in auto come si va. E dicevo dalla mezzanotte di oggi, quindi entra in vigore, diciamo, il tema mascherina non più obbligatoria. Per quanto riguarda la circolazione, c'è una miriade di ragazzi che ci scrivono, mi scrivono: ma posso andare con degli amici in macchina? Sì, ma siccome non sono conviventi debbono avere la mascherina. Per non avere la mascherina bisogna che stiano 1 metro l'uno dall'altro, ma capite che la macchina, adesso per carità c'è anche qualcuno che ha delle macchine grandissime, quindi ce ne sarà uno seduto davanti e uno dietro, però in generale se non è il tuo nucleo familiare ti metti la mascherina in macchina con gli altri ospiti e non sbagli mai. Quanti possono salire in auto? Altra domanda, quello che è previsto
dall'omologazione della macchina. Se non 5 posti, 5 persone con la mascherina se non sono conviventi. E mi fermerei qua rispetto a questo. Anche stamattina abbiamo fatto un punto della situazione, stiamo preparando le linee guida che ormai sono quasi ultimate, come dicevamo. Abbiamo già fatto quelle per i cinema e i teatri, non escludiamo di modificarle anche rispetto ad ulteriori novità che potremmo, diciamo, mettersi dentro in queste linee guida, quindi anche per avvantaggiare un po' di più un servizio che rischia di essere penalizzato. Pensate, il teatro con i numeri di oggi è effettivamente un teatro che soffre piuttosto che il cinema. Stiamo concludendo, io immagino che la volta di domani o dopodomani si concludano anche le linee guida per le discoteche. Siamo pronti con le linee guida per le case da gioco e i casinò. Vi ricordo che c'è l'ultimo lembo di attività da aprire. Qualcuno dice: ma Zaia si occupa di casinò? Sì, perché ne abbiamo uno in Veneto, e tanto è vero che il confronto con il collega Totti è stato spesso rinnovato, proprio perché loro hanno Sanremo, noi abbiamo Venezia, per cui sono 2 casinò da riaprire.